Di Agrigento, capitale della cultura, si fa un gran parlare e non passa giorno che non venga fuori una nuova sfaccettatura alla quale porre attenzione. Questa volta è il logo a sollecitare riflessioni, appreso che quello presentato ufficialmente, che ritrae il gigante composto dalla simbologia di aria, acqua, terra e fuoco, venne realizzato dopo un concorso di idee dall'architetto Spallitta, che ne registrò il copyright, garantendo all'ente unicamente l'uso per finalità non commerciali. A tal proposito, sul sito del comune, infatti, giorni fa, una determina testualmente dice che l'autorizzazione al suo utilizzo potrà avvenire con apposito atto scritto, previa richiesta da parte di organizzatori di iniziative di promozione turistica, culturale ed economica o per eventi di particolare interesse per la collettività correlati ad Agrigento, capitale italiana della cultura 2025, e verifica delle finalità perseguite. L'architetto Spallitta, di fatto, in una lettera del maggio 23, ha chiarito di garantire in concessione al comune e alla futura fondazione l'uso del logo per qualunque uso istituzionale o culturale. Viceversa, per gli usi diversi del detto logo, e considerato che lo stesso risulta ufficialmente registrato, occorrerà concordare una regolamentazione equa con i soggetti che lo utilizzeranno a fini commerciali. Dunque, al momento un logo per tanti, ma non per tutti. Una procedura diversa è stata adottata da altre città capitali della cultura, i cui comuni sono proprietari del logo e possono disporre in relazione ad un programma articolato, ragionato e definito, che qui non c'è ancora ufficialmente.